il terzo mandato all'indomani dello stop della consulta. Il presidente della regione Zaia prende atto dell'impossibilità di ricandidarsi alla guida del Veneto, ma definisce inaccettabile e ipocrita il principio su cui si basa il pronunciamento. La Lega insorge ma guarda il voto. Zaia capolista in 3 province, dice il vice segretario Barbisan per la presidenza. Il trevigiano Conte si mette a disposizione sabato e domenica il PD nelle piazze. Dazi USA, Trump decide 90 giorni di sospensione in attesa di trattative con i partner commerciali, un segnale positivo dicono le imprese, ma resta la necessità di mercati alternativi. È giallo sulla morte di un 30enne trevigiano trovato senza vita in mare questa mattina al largo del porticciolo di Grignano, Trieste. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, indaga la polizia. Eseguita l'autopsia sul corpo del 43enne ucciso con 2 colpi di pistola davanti ad un bar di Fontana Fredda. Fatale il secondo proiettile, esploso alla testa da distanza ravvicinata come un'esecuzione. Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare sui social numerose segnalazioni di ragazze che hanno subito le avance di un uomo che tentava di adescarle a Vigonza. Il sindaco lancia un appello. Nei capoluoghi veneti, celebrato il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, a Padova cerimonia sul Sagrato del Santo. Il questore ha evidenziato le emergenze della provincia. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale nei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, la politica in primo piano, incostituzionale il terzo mandato all'indomani dello stop della consulta da Bassano del Grappa. Il presidente della regione Zaia prende atto dell'impossibilità di ricandidarsi alla guida del Veneto, ma definisce inaccettabile e ipocrita il principio su cui si basa il pronunciamento. Questa è una grande ipocrisia. Abbiamo 20 regioni in Italia, 21 presidenti da eleggere, visto considerato che 2 sono in Trentino Alto Adige. Abbiamo capito dalla sentenza della Corte che 5 di queste regioni non hanno nessun problema, quindi 6 presidenti non hanno il blocco di mandati, tutti gli altri sì. Quindi solo alcuni sindaci e solo alcuni governatori hanno questo blocco di mandati. Peraltro sono le uniche cariche elette direttamente dal popolo. Nel voler ribadire che la legge è uguale per tutti, la consulta di fatto ha rimarcato le differenze, quelle tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Liberi tutti nelle prime, fermi tutti nelle seconde. All'indomani del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato per il presidente della Campania De Luca Zaia, su cui ricade la medesima scure, sottolinea con la matita rossa una a una le contraddizioni. E sono felice per Maurizio Fugatti che nel giorno della sentenza contro la Campania è riuscito a farsi approvare una legge che prevede lo sblocco dei mandati a Trento. Questa è la dimostrazione dell'ipocrisia di questo Paese. Zaia prende atto dell'impossibilità di proseguire in un ruolo in cui lo hanno designato alle ultime regionali il 77% degli elettori, ma respinge i presupposti su cui si basa il dispositivo. Passa un principio per il quale, è per me inaccettabile che l'Avvocatura dello Stato vada a rinnovare in dibattito in Corte Costituzionale il principio secondo il quale il blocco dei mandati sarebbe l'unica modalità per eliminare centri di potere. Ecco, dire questo vuol dire offendere noi amministratori e dall'altro dare degli idioti ai cittadini che non è che votano i presidenti o i sindaci uscenti semplicemente perché sono uscenti, perché li mandano a casa se non gli piacciono. Altra tesi che il presidente rigetta, quella di aver complottato con il collega De Luca per il terzo mandato. Io non ho mai avuto rapporti e gestioni parallele su questa vicenda. Vincenzo De Luca l'unica volta che l'ho visto e l'ho sentito l'ho visto al Vinitaly in tutta questa vicenda, per cui non c'è nessuna attività all'oscuro tra governatori. Si va dal voto, dunque legittimo per la Lega chiedere di poter esprimere il candidato governatore. Quanto al suo di futuro, Zaia continua a non sbilanciarsi. Io penso a governare, dopodiché quello che farò nel mio futuro, nel momento opportuno lo dirò e dirò anche cosa penso di tutto il resto. Le reazioni alla decisione della consulta, la Lega insorge ma guarda al voto. Zaia capolista in 3 province, dice il vice segretario Barbisan per la presidenza. Il trevigiano Conte si mette a disposizione. La decisione della consulta penalizza il governatore più votato e amato d'Italia e gli elettori che lo hanno sostenuto. Il segretario regionale della Lega Alberto Stefani, promotore della raccolta di oltre 150.000 firme per cancellare il vincolo del terzo mandato, commenta così la decisione della Corte Costituzionale che, bocciando la legge Campana, ha di fatto messo lo stop anche alla rielezione in Veneto di Luca Zaia. Stefani, candidato naturale della Lega alle regionali, ma dal tema si tiene per il momento alla larga. Chi invece si mette a disposizione è il sindaco di Treviso Mario Conte. Siamo tutti a disposizione sempre per il partito, ovviamente le scelte
oggi sono tutte concentrate sui programmi e sulla continuità amministrativa. Poi chi sarà l'interprete di questo programma verrà deciso in altre sedi, in altri momenti. Conte auspica che in corsa alle regionali ci sia una lista Zaia. A Focus il vice segretario regionale della Lega Riccardo Barbisana ha prefigurato uno specifico scenario. Ma parliamo della possibilità che il presidente Zaia sia il capolista delle nostre liste, almeno in 3 circoscrizioni provinciali, e quindi diciamo che possa essere il traino per almeno in 3 collegi su 7, magari i più grandi del Veneto. Si dovrà cambiare il bomber, è il commento del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, ma squadra che vince non si cambia, intendendo che il centrodestra al voto deve arrivarci unito. Sul terzo mandato De Carlo ostenta disinteresse. Credo che piuttosto che la querela del terzo mandato ai veneti, come a me del resto, interessi molto di più la buona notizia che arriva dagli Stati Uniti con la sospensione di 90 giorni dei dazi applicati da Trump. La consulta non ha fatto che ristabilire e ribadire un principio che in Italia è ben noto, che non è contro o a favore di qualcuno, ma fa parte delle regole democratiche che si è dato a questo Paese. Questione che non è chiusa invece per la Lega. A Trento il Consiglio provinciale ha approvato il DDL che consente al presidente Fugatti il terzo mandato. I veneti sono felici che i trentini possano scegliere liberamente il loro futuro, commenta il capogruppo della Lega in regione Alberto Villanova. La scelta della consulta invece penalizza i cittadini. Veneto stretto tra 2 regioni a statuto speciale, autonomia quanto mai urgente, conclude Villanova. La riprova è che sull'argomento il governatore del Friuli, Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rimanda tutto al Consiglio regionale. La consulta ha voluto sottolineare in modo esplicito che per le regioni a statuto speciale non vale questo limite e possono legiferare autonomamente. Quindi per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia spetterà al Consiglio regionale decidere autonomamente se fare o non fare il terzo mandato. Per il Partito Democratico la consulta ha messo fine al teatrino sulla possibilità per Zaia di candidarsi nuovamente. Ora basta giochetti, basta menine, si fissi anche al più presto la data dell'elezione e si voti. Ora chiediamo al centrodestra e al presidente uscente con responsabilità di lasciare il Veneto libero da questi giochini istituzionali, di convocare alla scadenza naturale le elezioni regionali e di consentire al Veneto di girare finalmente pagina. Sabato 12, domenica 13 aprile in tutto il Veneto prenderà forma la mobilitazione promossa dal Partito Democratico dal titolo Per il Veneto di domani verso le elezioni regionali 2025, una grande consultazione popolare promossa dalle forze del centro-sinistra per costruire con i cittadini il programma per il futuro della regione. La consultazione vedrà l'allestimento di oltre 150 gazebo già nei maggiori centri e in decine di comuni della regione. All'iniziativa partecipano anche Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, il Veneto Vale, Più Europa, Volta Europa, Partito Socialista Italiano e Movimento Socialista Liberale. Un'occasione per dare ai cittadini voce in capitolo sulle scelte future, contribuendo alla definizione delle priorità del programma con cui la coalizione affronterà le elezioni regionali previste per l'autunno 2025. Dazi USA, Trump decide 90 giorni di sospensione in attesa di trattative con i partner commerciali, un segnale positivo, dicono le imprese. È una boccata d'ossigeno per le trattative, anche la von der Leyen ha detto che sospende l'applicazione dei dazi, quindi c'è questa reciprocità nella sospensione. Adesso vediamo cosa farà la politica per portare a casa un risultato che vada bene sia uno che all'altro. Le imprese stanno alla finestra, davanti a loro 90 giorni durante i quali si auspica una trattativa sui dazi dopo lo stop di 3 mesi deciso dal presidente americano Trump. Anche l'Unione Europea congela al momento le contromisure che erano state adottate nei confronti degli Stati Uniti. Il fatto che adesso Trump denunci questo stop provvisorio secondo me è dovuto a 2 questioni. Una, le borse che sono crollate e che francamente quelli stavano bruciando miliardi, ma miliardi di risparmiatori anche americani. In più il rischio inflazione, perché tu mettendo i dazi aumenti il prodotto finale, il rischio è anche questo, e quindi un impoverimento da questo punto di vista della stessa società. Quindi secondo me adesso si è in una fase di trattativa con l'Unione Europea
Io auspico che si arrivi un domani a quel libero scambio, almeno del patto atlantico. Si aprono dunque settimane di trattative tra Stati Uniti e Unione Europea, un clima di incertezza che sicuramente non fa bene alle aziende che, secondo il presidente Pozza, hanno un'unica strada da seguire. Non possiamo più pensare al tradizionale cliente sicuro, che sia in Europa o che sia negli Stati Uniti, ma bisogna creare una rete alternativa e bisogna che il sistema produttivo italiano, che è fatto poi di piccole e di medie imprese, affronti preparato nuovi mercati e tenga ovviamente questi mercati, però se non guarda a nuovi mercati, nuovi sbocchi, assolutamente si rischia molto. Noi come il Made in Italy abbiamo delle praterie davanti. È richiesto dappertutto perché tutti vorrebbero il prodotto italiano. Siamo alla cronaca, è giallo sulla morte del trentenne italiano trovato in mare questa mattina al largo del porticciolo di Grignano a Trieste. Il corpo è stato ripescato dalla squadra nautica dei Vigili del Fuoco, le indagini sono affidate alla polizia. Restano ancora aperte tutte le ipotesi di indagine sul cadavere dell'uomo, un trevigiano di 30 anni circa, trovato stamani nelle acque a largo del porticciolo di Grignano. A dare l'allarme un diportista che ha notato il corpo affiorare a pelo d'acqua di prima mattina. Immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con la squadra nautica dei Vigili del Fuoco del distaccamento del Porto Vecchio, che ha inviato una motovedetta per il recupero. Sul posto anche Capitaneria di Porto con un'imbarcazione e Polizia di Stato. Il cadavere è stato poi trasferito alla stazione dei pompieri sul Molo Terzo. Qui è iniziata l'attività di indagine della polizia scientifica e del medico legale. Sul trentenne di Treviso non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma solo l'autopsia potrebbe fugare ogni dubbio. La polizia locale ha rintracciato l'auto dell'uomo in viale Miramare lungo la riviera triestina all'altezza del bivio. Tra le ipotesi un gesto volontario o un incidente dovuto a un malore, ma, precisa la questura, al momento non si può escludere alcuna pista d'indagine. Ed ora l'omicidio di Pordenone di Fontanafredda. Si è svolta l'autopsia oggi su Vladimir Topiana, vittima del delitto avvenuto domenica sera a Fontanafredda. Vediamo. Un'esecuzione fredda, quella che ha portato alla morte di Vladimir Topiana, trovato senza vita domenica sera all'esterno del bar Sporting a Fontanafredda. È quanto emerso dall'autopsia effettuata oggi pomeriggio dal medico legale Antonello Cirnelli, che ha svelato dettagli drammatici su un omicidio avvenuto con estrema violenza. 2 colpi, il primo esploso sull'addome, ha perforato l'intestino, un colpo che se fosse stato l'unico avrebbe potuto consentire alla vittima di sopravvivere, ma il secondo, sparato a distanza ravvicinata, non ha lasciato scampo. Il killer Roger Shot ha sparato centrando la tempia sinistra di Vladimir. Il proiettile ha devastato la testa, esplodendo in 1000 frammenti che sono stati recuperati e inviati alla scientifica di Pordenone. Il corpo di Topiana, oltre ai segni di morte immediata, mostrava anche numerose ecchimosi e scoriazioni sul collo, sul viso e sugli arti, segno di una violenta colluttazione avvenuta prima della sparatoria. Il tragico episodio si è consumato nella serata di domenica 6 aprile. Dopo l'omicidio, Roger Shot e suo padre Prem sono fuggiti a bordo di un'auto diretti verso Orsago, in provincia di Treviso. Roger Shot è indagato per concorso in omicidio volontario. Al momento il GIP di Treviso ha valutato le esigenze cautelari in attesa di un'eventuale nuova ordinanza da parte del GIP di Pordenone, che si è espresso sul rischio di fuga e sulla possibilità che il reato venga ripetuto. Nel frattempo la situazione si complica anche per il padre Prem Shota. Il suo avvocato nella giornata di ieri aveva richiesto per lui gli arresti domiciliari e la possibilità di tornare al lavoro, evidenziando la sua piena collaborazione con le forze dell'ordine e la ricostruzione dei fatti. Tuttavia su questo fronte ci sono delle novità anche nei confronti dell'avvocato Aldo Masserut. So che è stata applicata anche per lui la custodia cautelare in carcere. Perché lui ha formalizzato la mia nomina questa mattina, quindi non l'ho ancora visto, però so che nel frattempo è stata messa l'ordinanza, nei suoi confronti è stata allo stato esclusa la premeditazione e sono state ravvisate le esigenze del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Il momento, allora, dall'ordinanza che io ho letto e che mi è stata notificata, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Quindi la richiesta che i miei colleghi avevano presentato ieri di arresti domiciliari con l'autorizzazione all'esercizio di attività lavorativa, per il momento il GIP l'ha rigettata,
non l'ha ovviamente considerata, avendo applicato la custodia cautelare in carcere. Restituita al parroco della chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin rubata dall'altare della chiesa il 29 marzo scorso. La foto era stata rubata da un anziano di Verbania, individuato poche ore dopo la denuncia grazie ad un'indagine lampo dei carabinieri di Legnaro coordinati dalla procura di Padova. Oggi la foto è stata riconsegnata al parroco che l'ha riposizionata sull'altare. Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare sui social numerose segnalazioni di ragazze che hanno subito le avance di un uomo che tentava di adescarle a Vigonza. Il sindaco lancia un appello. Uomo italiano di mezza età si muove a bordo di un'utilitaria blu o bianca. Questo l'identikit dell'adescatore che da qualche giorno preoccupa gli abitanti di Vigonza. Sono state decine le segnalazioni di ragazze avvicinate dall'uomo. L'obiettivo sono soprattutto donne molto giovani approcciate con apprezzamenti spinti e volgari ed invitate a salire in auto. Gli avvistamenti sono avvenuti soprattutto in via Molino, via Ruffini, via Armistizio e via Costituzione. Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ha già disposto un'intensificazione dei controlli. E noi abbiamo già rafforzato i pattugliamenti della polizia locale perché ci è stato segnalato che quest'uomo agisce tendenzialmente tra mezzogiorno e le 5 di sera, quindi nel pomeriggio, durante il pomeriggio, e quindi abbiamo messo in campo i nostri agenti di polizia locale per pattugliare la zona. Ma nonostante questo intervento è importante innanzitutto che le famiglie prestino un'attenzione particolare. Quello è un quartiere residenziale dove vivono molte famiglie ed è bene che siano tutelate soprattutto le donne più giovani che sembrerebbero essere l'oggetto di questi apprezzamenti, e poi di fornire le informazioni in modo tale da permetterci di procedere con le indagini insieme ovviamente ai carabinieri che sono informati e anche loro stanno operando nella zona. Martedì l'uomo ha tentato di adescare anche una minorenne avvicinandola mentre stava passeggiando sul marciapiede. La giovanissima per fortuna è riuscita a scappare. Tante le denunce già fatte ai carabinieri in comune e il tantam sui social per cercare di identificare il molestatore. Chiedo se ci possono essere forniti dei dati più precisi non solo sull'uomo ma ad esempio anche il numero di targa o il modello, in modo tale che riusciamo anche attraverso dei controlli incrociati a individuarlo. Questo è importante per tutelare la nostra comunità e le nostre ragazze. Le ragazzine appena sono state contattate da quest'uomo sono scappate. E cercate di scappare nel caso in cui dobbiate mettervi al riparo verso il centro dove ci sono le persone, dove c'è magari aperto il comando di polizia locale, dove ci sono i vari esercizi commerciali, non verso i campi dove si è isolati, perché queste due vie confinano con gli argini e con i campi, e appunto segnalateci o a noi o ai carabinieri le nuovi eventuali episodi. Nei capoluoghi veneti è celebrato il 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. A Padova cerimonia sul sagrato del Santo. Il questore ha evidenziato le emergenze della provincia. In un anno quasi 63.000 chiamate al 113 tradotte in oltre 12.000 interventi, 455 arresti e 44 kg di droga sequestrati, numeri in crescita rispetto al 2023, quelli raccontati dal questore Marco Dorisi in occasione della festa della polizia. Violenza di genere, devianza giovanile con episodi sempre più cruenti di bullismo e cyberbullismo, e poi le truffe agli anziani sono le emergenze affrontate quotidianamente dai poliziotti. Dopo la vicenda di Giulia Cecchettin sono cresciute le denunce e di pari passo i provvedimenti presi dal questore, che però sottolinea come il fenomeno della violenza di genere deve essere risolto anche culturalmente.
La prima questione è quella ormai annosa della violenza di genere, la violenza sulle donne, dove l'impegno è massimo non solo in chiave per l'appunto di prevenzione, di educazione, ma anche repressiva, ed è un fenomeno dove lo sforzo e l'impegno deve essere collettivo, deve essere di tutti quanti noi, di ogni agenzia del sociale, quindi non solo le forze dell'ordine, proprio per cambiare, per riportare una parità di genere dove la donna appunto è donna e come tale non può essere soggiogata o quantomeno intesa come un qualcosa nel potere dell'uomo. È un discorso, questo è un impegno quotidiano che va fatto tutti i giorni. Ma a preoccupare il questore sono anche i giovanissimi, gruppi di violenti protagonisti di aggressioni e rapine sempre più frequenti in città. Noi ormai quotidianamente abbiamo a che fare con situazioni dove scatta la violenza, no? O nei confronti del coetaneo ma anche dell'adulto contro altri gruppi, e quindi la rapina piuttosto che l'atto sessuale, dove poi ci accorgiamo che la violenza è una violenza fine a se stessa, dove praticamente diventa strumento la violenza per realizzare con lo smartphone il video da mettere in rete su questa grande piattaforma, ottenere i likes, quasi ad avere bisogno, no, per sentirsi vivi, per avere un'autoaffermazione. Quest'anno la festa della polizia si è svolta sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio, il luogo simbolo di Padova, per sottolineare il stretto rapporto tra l'istituzione e i cittadini. I poliziotti si mostrano e si raccontano con il loro servizio quotidiano a tutela della cittadinanza, ha spiegato il questore, ricordando l'impegno con i controlli giornalieri in strada e quelli intensificati previsti dalla zona rossa in stazione, recentemente prorogata fino a maggio. È stata condivisa nell'ultimo comitato provinciale ordine di sicurezza pubblica con tutti gli attori, dal signor prefetto e dall'amministrazione comunale. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.